Via gli sconti anticipati in Sicilia, un mese prima rispetto al resto d'Italia, domani al via gli sconti nell'isola. C'è chi parla di scelta mortificante e chi apprezza la decisione della regione. Questo è il dilemma che divide in queste ore commercianti e associazioni di categoria. Di certo c'è che nell'isola i saldi estivi iniziano domani, 30 giorni prima rispetto a tutte le altre regioni d'Italia, fatta eccezione per il Lazio. Ma non tutti sono d'accordo con la decisione presa autonomamente dalla regione. Sono principalmente due i motivi: le grandi catene e i negozi a marchio propongono finte promozioni anticipando di fatto l'inizio dei saldi estivi 2020. La seconda ragione riguarda le vendite online e la concorrenza sleale del web, a partire dal livellamento delle disparità fiscali attualmente esistenti tra chi opera online e le attività commerciali su strada. Se Confcommercio critica questo anticipo perché bisogna far rifiatare i commercianti e mantenere i piazzi pieni dopo questo periodo di grandissima difficoltà, Confesercenti è favorevole e la ritiene un'occasione per accrescere le opportunità di vendita, visto che la riapertura dei negozi non ha coinciso per nulla con la ripartenza economica, con le presenze mortificanti e un volume degli affari risibile rispetto a quello che ci aspettavamo. Ecco adesso le precauzioni da prendere, oltre a quelle anticontagio, sia da acquirenti che da venditori per un corretto acquisto degli articoli in saldo. Si possono riassumere in 4 punti. Se cambiare un prodotto acquistato, in genere lo decide il negoziante, questo quando non si tratta di un prodotto danneggiato o non conforme. Bisognerà allora che il venditore lo ripari o lo sostituisca, pena la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Oltre a questo, il negoziante dovrà denunciare il difetto scoperto nella merce venduta entro e non oltre 2 mesi dal rinvenimento. La prova dei capi in saldo è sempre a discrezione del negoziante, specialmente in questo periodo. Il negoziante deve sempre accettare carte di credito. Per quanto riguarda i prezzi, bisogna indicare sempre il prezzo originale del prodotto in saldo, lo sconto applicato e infine il prezzo finale da andare a pagare in caso di acquisto.